Dite voi quando? Ah, buonasera mister. Sono tutti, se no studiamo un attimo. Sì. Buonasera mister. Una battuta d'arresto inaspettata e tanto nervosismo, forse nato anche da cose uscite in settimana, non lo so, cioè io ho visto un nervosismo che in altre situazioni non c'era in questa squadra. Tanto nervosismo, forse No, non credo che nato anche da cose cose venuto quando siamo andati uscite in settimana, non lo so, cioè io ho visto un nervosismo che in altre situazioni non c'era in questa squadra. Lei ha sempre predicato calma. No, non credo che ci fosse. Ma anche il nervosismo ci è venuto quando la reazione di Coca, non è che lo conosco, non mi è sembrata una reazione quando siamo rimasti così violenti, però di sapere quello che sia dopo è cominciato un inseguimento, ma anche difficile, complicato, la reazione di Coca, che lo conosco, non mi è sembrata una reazione, non ho mai passato così violenta, però bisogna saper accettare, dopo è cominciato un inseguimento, è andato in contropiede, è qualificato. Niente, nel quale abbiamo fatto confusione, nel primo tempo male stamattina abbiamo fatto bene, non ho mai passato il piccolo con un uomo in più, se non alla fine. Momento scaramantico che ho nel mio quotidiano la domenica quando giochiamo, ho detto, questo è un brutto segno, e quindi momento scaramantico che ho nel mio quotidiano la domenica quando giochiamo, ho detto, questo è un brutto segno, un po' una costante, quindi quando ho sempre giocato al di là dello scherzo è andata così e basta. Quindi non si può definire costante. Calma. È un po' una costante quando Udinese ha giocato con squadre pericolose. Allora venga fuori casa a vederci. Non si può definire costante. Non si deve offendere. No, questa è un'osservazione. È normale, oggi parliamo di oggi, è normale che poi se dopo 5 minuti subiamo un gol, dopo un quarto d'ora siamo in 10 e non andare in difficoltà. Lei pensava che dopo 5 minuti perché il Parma era pericolante, è normale, è normale, oggi parliamo di oggi, è normale che poi se dopo 5 minuti subiamo un gol, dopo un quarto d'ora stiamo in 10 e non andare in difficoltà. Lei pensava che dopo 5 minuti ma non c'entra questo pericolante, noi abbiamo giocato 10 minuti. No, al di là degli episodi è un po' difficile andare. Sempre contro le squadre pericolose. Però un particolare. Sì, non è un'offesa, ma no, è un'osservazione. No, ma non c'entra in questo caso perché noi abbiamo giocato 10 contro 11 tutta la partita, quindi avevamo anche questo. No, per dire, però non è un Parma, perché Amauri è un'ira di Dio diventato, il Parma Palermo, visto oggi e degli ultimi tempi, non è il Parma. Quindi si sapeva che era difficile, affrontata il Parma, una squadra difficile, dire adesso non è un Parma, con Amauri è un'ira di Dio diventato, senza di Natale, il Palermo diventa durissimo. Sapevamo, ma quindi si sapeva che era difficile. Affrontata, no, sei d'accordo? No, calma. Il Parma, io gli ho detto ai miei giocatori oggi, non c'entra niente con quella classifica. Il Parma, per la qualità dei giocatori che ha, voi non riesco a capire le osservazioni sono arrivati dopo. No, sei d'accordo? No, calma. Il Parma, io gli ho detto ai miei giocatori oggi, non c'entra niente con quella per la qualità dei giocatori. Il Parma, per la qualità dei giocatori, si ritrova a vantaggio di un gol, di uno in più, alcuni è chiaro che sono arrivati dopo, ancora non fosse più bravi di quelli che avevo io. Questo doveva stare dalla parte di chi aspetta. Sicuramente non eravamo al top della condizione, non siamo al top. Si ritrova a vantaggio di un gol con un uomo in più. È chiaro che diventa tutto difficile. La chiave secondo me è tutta lì. Non cerchiamo né le scuse né le cose, avevamo questa formazione. No, aspetta. Sicuramente non eravamo al top della condizione, è da un mese che non siamo al top della condizione. L'espulsione di Ingler, ho visto una squadra perché la chiave secondo me è tutta lì. Dicevi in confusione ma per pochi minuti. Poi ho visto che per esempio gente come Pinzi, come Zamoa ha cominciato, ma magari dopo l'espulsione di individuare una squadra che era propria, come dicevi in confusione, ma per poi ho visto collegare gente come Pinzi, come Zamoa ha cominciato, ma magari anche in maniera ho visto che quei passi individuali, passare dei propri minuti alla luce di questo mese, così ricollegare un po' la grande forma. Sei preoccupato per le prossime partite? Ho visto che oppure questa squadra ha veramente alla luce di questo che può imparare in grande forma. Sei
preoccupato per convinto le anche se non prossime ci capiti partite crescendo. oppure questa squadra ha veramente mai, secondo me, quando ci siamo sistemati. No, sul piano della preparazione che può superare. mi preoccupano le defezioni, per quello che riguarda la preparazione sono convinto anche i mezzi come Totti, l'ho avuto dentro, non si è visto dentro, aspetta mai, aspetto 5 minuti ancora, cioè tutte queste piccole quelle squalifiche, queste cose preoccupano le definizioni, ovviamente bisogna vedere cosa si non possiamo, non potremmo regalare questi vantaggi agli altri, l'ho avuto dentro, aspetto 5 minuti ancora. Cioè, tutte queste piccole quelle squalifiche, queste cose qua, perché noi ovviamente non possiamo, tu non potremmo regalare questi dai delle attenuanti a Ingler, però un giocatore esperto come lui, un nazionale corretto, in un momento caldo del campionato, allora deve stare un po' più attento. È successo delle attenuanti a Ingler 2 volte, non si può fare questi errori. Un giocatore esperto come lui, un nazionale corretto, in un momento caldo del campionato deve stare un po' più attento. È successo anche a Napoli con Domizzi 2 volte, non si può fare questi errori, sono gravi. Questo è vero, ed è la concentrazione, non dobbiamo cercare di migliorarci, serenità, anzi questi aspetti di crescere che dicono che il lavoro di essere pari per classifica questo gruppo è ancora molto la concentrazione, dire no, è molto lungo, serenità, anzi aspetta meglio, aspetti ottenere dei risultati, anche da dicono che il lavoro che si deve fare su questo gruppo è ancora molto come dire, è molto lungo e aspetta a me cercare di ottenere dei risultati anche da questo punto di vista. Come mai si è trovato in questa situazione? Ah, questo io non lo so, bisogna chiedere chi ha fatto Hai detto il Parma ha qualità. scelte a chi ha. Secondo te Non lo so, non mi permetto io di giudicare queste cose, io l'avrei alcune cose da dire proprio ai tifosi non lo so, del Parma, no? Perché io non ho mai parlato di queste scelte, mi sono assunto le responsabilità, non lo so, non ero io neanche a giudicare queste cose, ho fatto per avrei alcune cose da piaceva, ma dire proprio ai tifosi andare in polemica con il Parma, no? Perché io sono mai parlato, mi piacciono i fatti, 8 mesi, mi sono assunto le responsabilità, le chiacchiere le lascio a chi le roba fare le chiacchiere. Perché sulle chiacchiere sono sicuro di perdere a me non andare in polemica. Non mi viene bene anche se mi dico sono uno a cui piacciono i buoni italiani. E le chiacchiere le lascio a chi è bravo a fare le chiacchiere. Io fatti, sono qui per fare i chiacchiere, se ci sicuro di perdere come punto solo che a me non mi viene bene anche se mi dicono che mi esprimo un buon italiano. Sono andato a Parma per fare i fatti. Avevate troppo fretta. Li ho fatti, sono qui per fare i fatti e ci sto provando, io avevamo molto rispetto del resto del Parma. Fretta. No, neanche quello direi. No, tra l'altro noi normalmente abbiamo bisogno di qualche minuto per calcolare. No, noi avevamo molto rispetto del Parma lì. Forse Fretta. No, è un po' di neanche quello direi. No, tra l'altro noi normalmente abbiamo bisogno di quando abbiamo preso gol per carburare. E naturalmente maggior un po' di più quando è da lì è stata forse un pochino di ansia, però dopo ci siamo tranquillizzati, sì, prima abbiamo fatto il nostro 15 Quando minuti di l'ansia? intervallo. Già nel primo abbiamo preso gol, avevamo dato un po' di qualche segnale, naturalmente a maggior ragione. Ho preferito la linea 4 dietro i 3 centrocampisti per tornare ad avere densità, però dopo ci siamo tranquillizzati e secondo me il nostro 15 minuti di intervallo, già nel primo tempo preparato tutto quello che si poteva preparare per cercare di arrivare al pareggio. Ho preferito la linea 4 dietro i 3 centrocampisti per tornare ad avere densità in mezzo e secondo me sono contento, l'unica cosa è quello che si poteva preparare per cercare di arrivare al pareggio, poi il prima possibile, non è venuto. Allora, sono d'accordo con te sostanzialmente su quello che hai detto. È vero, in 10 l'unica cosa che mi fa piacere è che attaccato sembrava 11 contro 11 la partita, non è vero, perché vorrei giocare in 11. Allora, comunque sono d'accordo con te, è mancato il guizzo finale, lì vi siete persi, perché è vero, in 10 come mai che mancava di notare sembrava 11 contro 11 la partita, è venuto a mancare il guizzo finale, vorrei giocare in 11. Magari negli spazi tasati non siamo riusciti è mancato il guizzo finale, lì vi siete persi, perché come mai che mancava di notare Sanchez, è venuto a mancare il guizzo finale. Vivaci e magari negli spazi intasati non siamo riusciti a trovare le volte per rimpallo, giocare nelle aree intasate quando la palla è bassa. Non
sono al top entrambi, di tutti gli attaccanti, in particolare con i nostri, quindi più vivaci, che dovrebbero essere più adatti L'ultima domanda, solo il calendario, casate, quando la palla è bassa. Il calendario io non conosco delle altre, cioè la Lazio comunque, cioè, siete ancora tutti lì, anche questa sconfitta non pregiudica niente. a 4 giornate alla fine. L'ultima domanda, solo il calendario, mister. Il calendario io non conosco delle altre, Cioè la Lazio comunque, cioè, siete ancora tutti lì, anche questa sconfitta non pregiudica niente. a 4 giornate alla fine noi siamo fuori in lotta per la Champions. Non do nessun tipo di giudizio come sempre faccio, mi dicono queste cose, ma prima di esprimere, cioè non mi esprimerei, l'ho sentito anch'io, ma non voglio esprimermi perché non do nessun giudizio come ho sempre fatto. Mi dicono tante cose, ma prima di esprimere, non mi esprimerei se sono stati visti i gol, l'ho sentito anch'io, ma non voglio esprimermi per regolare il momento delicato, situazione difficile, un momento topico del campionato, dobbiamo accettare. Mantengo la mia linea, se sono stati visti i gol che ha fatto il Parma in posizione regolare. Se ne va, toccato da Hiller, attenzione, giallo per Hiller, poi Hiller va a dire qualcosa a Valerio, rosso, doppio giallo ed espulsione. La posizione di Amauri, presumo, vuol dire che dobbiamo accettare, nessun problema, andiamo avanti.